Viva FM presenta Made in Polesine, la rubrica settimanale che racconta le eccellenze del Polesine. In studio Leandro Maggi e Davide Stefanelli. Allora, eccoci qua, siamo di nuovo insieme per una nuova mini puntata di Made in Polesine, naturalmente su Made in Polesine Web TV. Io sono Davide Stefanelli e io sono Leandro Maggi, ciao. Ciao, buongiorno, buonasera, buonanotte, che dipende quando ci vedranno, insomma, ecco, perché la possibilità di vederci in qualsiasi momento, 24 ore su 24. Allora, Leandro, nel frattempo, tutto bene, sì? Tutto bene, ieri mi è piaciuto fare la puntatina, l'audio era un po' scarsetto, è colpa mia, probabilmente, però oggi mi sembra che abbiamo migliorato. E che dire... Migliorato. Come sempre un bel po' di affetto perché, come ho detto ieri, sono 4 anni che facciamo Made in Polesine tutte le settimane e quindi ci dispiaceva non farle. Allora oggi andiamo con il titolo di oggi. Allora, case di riposo, le fragilità. Sì, sappiamo che le case di riposo purtroppo sono state nell'occhio del ciclone. Qualcuno dice che non sono state adeguatamente assistite. Cosa dire? Che dire, allora innanzitutto ieri purtroppo, l'altro giorno è deceduto un signore di 58 anni di Portoviro della nostra zona e questo naturalmente facciamo le condoglianze alla famiglia, ci dispiace molto, è intervenuta anche il sindaco Maura Veronese però volendo fare una constatazione su questo fatto, lo stesso scalpore e la stessa solidarietà quando muore purtroppo un anziano. L'hanno detto qualcuno più titolato di noi. Purtroppo le vere vittime di questa pandemia sono gli anziani, perché muoiono senza la vicinanza di un loro congiunto, perché muoiono dimenticati dagli uomini e da Dio e probabilmente, si è visto perlomeno in Lombardia, molte cose sono state abbastanza fatte con leggerezza. E questo naturalmente non va bene, assolutamente non va bene. Per esempio c'è un articolo oggi del Gazzettino, che ce l'ho qua davanti, case di riposo, in Veneto positivo un ospite su 3. Cosa vuol dire? Io 10 giorni fa ho intervistato Nicola Veronese, che è un ragazzo di taglio di Po, geriatra, tra i più famosi in assoluto al mondo, veramente una mente grande, che è direttore di 6 case di riposo nel veneziano. E allora diceva che guarda, noi per adesso non abbiamo grosse criticità perché abbiamo blindato subito la casa di riposo. Per esempio so che Villa Tamerici, questa qua vicino a noi, anche loro hanno blindato subito e quindi hanno seguito i protocolli come si deve. Il fatto che in certe zone d'Italia dove ci rompono i maroni, che sono l'eccellenza per la sanità eccetera, che sono impeccabili eccetera, e mi sto parlando praticamente della Lombardia, queste cose non sono state fatte e quindi questa è una cosa molto molto grave, anche per il rispetto che si deve a gente che non ha fatto di tutto e di più per far crescere l'Italia come siamo adesso. Però che effettivamente ci sia stato una leggerezza nella gestire le cose proprio nelle case di riposo dove le persone erano più fragili, tra l'altro nelle percentuali già ai primi di marzo si sapeva che il 5% della popolazione che era colpita dal coronavirus, che erano anziani, di questo 5% il 4% purtroppo moriva e quindi questo secondo me c'è stata leggerezza. Passerà la burrasca e dopo sicuramente qualcuno dovrà rispondere anche di questo. Ma chi siamo noi? Ma chi siamo noi per dirlo? Però ricordiamo che noi riportiamo comunque notizie che sono state pubblicate sia sui giornali sia a livello televisivo, radiofonico, un po' da tutte le parti, quindi noi facciamo le nostre valutazioni in base alle notizie che arrivano e purtroppo sotto questo aspetto non sono siamo molto buone, molto positive. Vabbè. Allora noi a questo punto ci salutiamo. Naturalmente ci sentiamo domani per un'altra pillola. Sai cosa parliamo domani? Dimmi. Io parlerei di aziende che finalmente... Allora, il lockdown dovrebbe finire esattamente il giorno 13, lunedì, quindi mancano pochi giorni. Vedremo se allungheranno o meno, quindi però parliamo di
Va bene? aprire o non aprire? Va bene, dai. Allora, ci sentiamo domani per una nuova puntata di Made in Polesine, naturalmente su Made in Polesine Web TV. Da parte mia, Davide Stefanelli E Leandro Maggi. e anche di un buon proseguimento di giornata, di notte, di mattinata, dipende da quando ci guardate e mi raccomando, sempre in forma. Ciao a tutti. Ciao ciao. Ciao ciao. Viva FM presenta Made in Polesine, la rubrica settimanale che racconta le eccellenze del Polesine. In studio Leandro Maggi e Davide Stefanelli.